chiamo Alberto Tubia, ho 40 anni, di professione sono responsabile ufficio acquisti, sono in questa società ormai da parecchi anni, negli ultimi 5-6 anni faccio parte della dirigenza. Allora, sono Umberto Menini, sono dirigente degli amatori di calcio Valvasone da molti anni, ex giocatore e niente, mi dedico a questo fantastico gruppo di ragazzi da un po' di anni. Cosa fa un dirigente in un'associazione amatoriale? Tantissime cose, bisogna essere anche bravi a gestire dalla necessità di preparare il campo, a quella di preparare le liste, a quella di organizzare tutto, fare il lavoro di segreteria, quindi bisogna contare molto su un ottimo staff, quello è fondamentale. Beh, lavoro dietro le quinte nell'organizzazione della squadra, e nell'organizzazione che cosa c'è? Ci sono appunto tutte le iscrizioni da fare, si va anche a caccia di nuovi iscritti. Qual è il giocatore della tua squadra più rompiscatole? Più rompiscatole, mi viene in mente Paolo Cervo, perché è quello il primo ad attaccare la musica al terzo tempo, dai, è un ottimo DJ anche. No, questa è una domanda difficile, non si può rispondere. Io ti direi tutti. Qual è il giocatore più forte? Domande molto difficili, no? Comunque mettiamo Alessio Negri, dai, che si riesce a mettere a disposizione in qualsiasi ruolo, compreso l'allenatore, ha fatto anche quest'anno. No, che questa è una domanda difficile. No, non abbiamo particolari, giocatori più forti, sono tutti tutti si impegnano, magari qualcuno ha più esperienza, magari in categorie più elevate, ma no, dai, siamo tutti forti, dai. Qual è l'avversario o la squadra che vi hanno messo in crisi? La squadra che ha un punto in più rispetto alle altre è il Casarsa. Beh, la squadra che ci ha messo un po' più in crisi, probabilmente è stato il Gais, magari un po' anche per mancanza di concentrazione nostra, e un'altra squadra che ci ha messo in difficoltà è stato anche San Martino all'andata. Finisci la frase, gli arbitri sono come? Gli arbitri sono come il sale grosso sulla bistecca, devono esserci per forza. Gli arbitri sono come, diciamo che sono dei santi. Da quanto tempo dirigi un'associazione amatoriale? Allora, sono credo 24-25 anni. Sono entrato in punta dei piedi, sono entrato come spettatore, giocatore, poi capitano, poi presidente, insomma, e intanto sono passati 25 anni. Credo, vado a memoria, 5-6 anni credo. Cosa pensa la tua signora del tempo che passi con la squadra? È 20 anni che mi sente dire questo è l'ultimo anno e me l'ha sentito dire anche quest'anno. I primi anni non ero tanto felice, adesso si è un po' più rassegnata, no dai, fa anche lei parte, accompagna spesso, dai. Cosa pensi del fair play? Fondamentale. No, che è una cosa assolutamente, non deve mai mancare. Qual è la squadra avversaria più simpatica? Quella che lascia per ultima al chiosco. Guarda, potrebbe essere lo stesso Gais che ci ha messo in difficoltà, ma anche l'Arzane, ti dico quelli con cui magari ci siamo fermati di più a festeggiare dopo la partita. Ecco. Secondo te, quali sono le caratteristiche vincenti della tua squadra? Lo spirito di gruppo, per noi è fondamentale essere coesi, essere un gruppo molto unito, e non abbiamo individualità particolarmente forti, però abbiamo un gruppo che sa essere forte se è unito, se fa quello che il mister dice. Beh, sicuramente il gruppo, proprio lo spirito di stare insieme. Siamo un gruppo numeroso di amici e ci conosciamo tanti, la maggior parte ci conosce da tanto tempo, ma comunque siamo una grande famiglia, questo secondo me è un punto di forza. Cos'è per te il terzo tempo? Il terzo tempo è la terza parte della sfida, primo, secondo tempo, terzo tempo, fondamentale soprattutto nel campionato amatori. Beh, quello che avviene dopo la partita tra le due squadre, tra virgolette rivali in campo, amiche fuori campo. Hai un sogno da realizzare in campo amatoriale? Diciamo che il sogno l'ho già realizzato, quello di entrare in punta dei piedi, diventare giocatore, poi insomma far parte della dirigenza e dopo tanti anni anche vedere che ci sono tanti giovani che sono pronti a portare avanti questa bella realtà che è gli amatori calcio Valvasone, quindi vedere il futuro dopo tanti anni di partecipazione a questo
questa bella realtà, per me è il sogno più bello che ci sia. Non saprei, diciamo se avessimo magari una struttura da poter gestire per diciamo, il nostro campionato non ci dispiacerebbe. Lascia un saluto alla tua squadra. Hashtag Forza CV sempre. Grandi ragazzi, è stata una stagione stupenda e ci siamo impegnati tutti quanti in questo risultato, vada come vada.